Amici bellini, vedo sul gruppo Telegram che c'è chi si distrae guardando altri sport, la Formula 1, forse c'è Sinner in questo momento, e quindi chi ha questa passione magari se la può cavare e perde un po' di tempo. Per chi magari invece non avesse questa passione, simulazione è simulazione che deve essere doppia perché è inevitabile. Simulazione è simulazione che deve essere doppia perché è inevitabile, tutto dipende da noi, ok, però poi si sposta. Ricordiamola questa cosa che magari non tutti la sanno. Nel momento in cui non succede niente di eclatante, una cosa può essere eclatante. Vi siete iscritti al canale, non posso far vedere benvenuti nuovi iscritti, iscrivetevi al canale, lasciate pure un like, ma per forza, per quello che succederà in questa simulazione, per forza. Quello che non molti, la cosa eclatante che noi tutti, io sto impazzendo, è il Napoli che vince e l'Inter che perde. Napoli campione d'Italia e impazziamo completamente, dopodiché si può fare l'ultima giornata in allegria, confermata di domenica, e quindi sappiamo il quando. Se invece non avviene niente di tutto questo, perché l'Inter non perde, se l'Inter pareggia resta in corsa e si resta sempre, qualsiasi cosa faccia il Napoli, se l'Inter pareggia o vince, si riapre l'ipotesi spareggio, che è un'ipotesi pazzesca, che però dobbiamo tenere presente, perché esiste anche questo, e nel caso di spareggio ci sono state notizie, insomma, di un po' di scaramucce in Lega, quando la mettiamo, dove la mettiamo, perché ovviamente è come dargli torto, l'Inter non vuole lo spareggio dopo quello che sia domenica. Allora si parlava proprio di spareggio eventuale domenica, lunedì o martedì, ma già è troppo se andiamo oltre il martedì, perché loro sabato devono giocare la finale di Champions, quindi domenica massimo può esserci questo eventuale spareggio. Di conseguenza si devono anticipare quella che è Como Inter e Napoli Cagliari, e ci hanno fatto sapere che probabilmente si anticiperebbe il giovedì. Quindi noi siamo incredibili, cioè se non succede la cosa eclatante che tutti si aspettano e che tutti vorrebbero, no. Noi tutti, io, praticamente si andrebbe poi ad anticipare questo paio di partite e qualche altra partita se poi vengono coinvolti il Cagliari per la salvezza, se non è ancora salvo, si deve fare la contemporaneità di giovedì. Stanno succedendo cose veramente incredibili in questo finale di stagione. Tra l'altro è notizia di poche ore fa che pare diano 4 punti di penalizzazione al Brescia, il che li farebbe retrocedere ufficialmente, salvando il Frosinone e poi ripescando la Sampdoria, che era in Serie C e che verrebbe ripescata. Hanno bloccato tutto e andrebbero poi a fare una partita di playoff con la Salernitana, e quindi ripescano tutti i genoani che hanno festeggiato per strada. Si blocca tutto. Che hai detto? Cosa? Preoccupazione, ok. No, perché non avevo capito. Roba italica, nel senso che tu adesso te ne accorgi, cioè non lo potevi sapere prima. Io non lo so tecnicamente se queste cose si dovevano fare con queste tempistiche, ma tu non puoi retrocedere una squadra e poi la salvi, la ripeschi perché devi retrocedere quell'altra. Ma le avete fatti bene questi calcoli anche per le altre squadre, perché stanno succedendo tra Serie B e Serie C cose veramente incredibili. Noi ce ne occupiamo poco perché poche notizie arrivano, ma questa qua del Brescia e della Samp è una notizia clamorosissima, e quindi comincia a fare il giro. Come fa il giro? Di mercato non si parla, non mi interessa, non si parla di mercato.
ma si parla della formazione perché ho detto, insomma, questo Juan Jesus che voleva per forza farcela, e prima si è parlato, insomma, di un possibile utilizzo magari negli ultimi minuti, poi dopo nella rifinitura pare che non ce l'abbia fatta, insomma non dovrebbe essere indistinta Juan Jesus, e quindi vanno con la squadra, sono con la squadra ovviamente, però tutto a posto dovrebbe essere per McTominay, quindi possiamo confermare la formazione quella là, con Oliveira confermato centrale, Spinazzola, con McTominay un po' più esterno a sinistra, conferma di Raspadori, Politano, Gilmour, li sappiamo a memoria, oramai li sappiamo a memoria. Novità invece per il Parma, perché non c'è Mann, nel senso che non è tra i convocati. Hanno recuperato però Bernabé e Estevez, insomma, che io prontamente messo nel fantacalcio, già potevo preventivavo, li ho messi nel fantacalcio, il che, insomma, Mann è uno di quelli là talentuosissimi che però credo quelli che l'hanno comprato al fantacalcio un po' si sono rimasti delusi, perché si aspettavano qualcosina in più. Quello che veramente è forte invece è proprio Bernabé, che ha una qualità incredibile e che io spererei di non vederlo in campo magari nel secondo tempo, però veramente là è difficile da prendere, da collocare, trova gli spazi giusti, c'ha il tiro da fuori, occhio assoluto a Bernabé. Bene che comunque non ci sia Mann, onestamente, perché comunque potrebbe svegliarsi contro di noi, e quindi perdono questo ma recuperano quell'altro. Guardo e riguardo la formazione del Parma, non sono nomi eclatanti, ma hanno degli specialisti. Per esempio Juric è il giocatore più alto della Serie A, quello che dei colpi di testa li prende tutti, se li mette dentro per una pallata si va nel panico. Lo stesso Bonni è uno di quelli che ha è il futuro degli attaccanti in Serie A, sicuramente ci saranno molti occhi addosso. Pellegrino sta adesso avendo un po' di ribalta, poi indietro Del Prato interessante, Valeri, sì, a me piace molto Som, ci siamo, li conosciamo bene o male, ma non posso, dobbiamo fare il nostro dovere, dobbiamo semplicemente fare il nostro dovere e goderci il percorso, goderci questo finale di stagione incredibile, in attesa di sapere quando e se si giocherà in anticipo l'ultima giornata di campionato, per poi uno spareggio che addirittura ci hanno fatto sapere un'altra cosa. Vi ricordate che era deciso che, visto che negli scontri diretti siamo tutti a posto, ma quelli che hanno più gol poi si fa a San Siro, hanno forse deciso di farla a Roma, quindi una sorta di campo neutro. Poi dovremo capire la situazione, chi può andare a Roma, chi non può andare, perché a quel punto devi aprire i biglietti. Stanno facendo cose molto strane, molto, molto particolari, e lo scopriremo semplicemente impazzendo. Ci vediamo dopo, la live è già pronta, andate a lasciare i like preventivi dopo aver lasciato i like qua. Da New York, Valerio Fluido è tutto a posto, non dovete avere ansia, Benitez è molto sereno, voi? Lasciare di una vita che non